Condizionata per femmine di 4 e 5 anni, sulla distanza del miglio. Ritirato Follow Me Love, restano in 6, 1 Extreme Bar, 2 Fiamma NP, 3 Flor de Canela, 4 EUAB, 6 Enjoy Dream, in seconda linea 7 Frittelli. Favori in chiusura per Enjoy Dream, molto giocata, numero 6, ma velocissimo in partenza, come vedete va al comando, allo stacco della macchina, anche se cerca di opporsi Fiamma NP. Enjoy Dream però riesce a sfilare in 150 metri, in 100 metri è leader. Più indietro restano gli altri con Flor de Canela in terza posizione, avanti a Extreme Bar. 15-1 per i primi 200 metri, ma molto svelti i primi 80 metri di gara con Enjoy Dream che ha preso il comando su Fiamma NP. La terza posizione per Flor de Canela, 400 che se ne vanno in 31-1, la quarta posizione in corda per Extreme Bar, come al solito non molto sollecita in partenza, ora però esce all'esterno. Avanza Extreme Bar dopo 500 metri e la sua azione è seguita da Frittelli. 47-3 ha cercato di graduare per i primi 600 Enjoy Dream una volta al comando e così guida nei confronti di Fiamma all'esterno Extreme Bar. Sono i tre più attesi con il favorito al comando che ha completato in 1,2,5 gli 800, in parziale in 15,2 davanti alle tribune, chilometro che se ne va in 1,17,5, ancora un 15. All'esterno Extreme Bar si impegna, si trascina sempre Frittelli, lungo la corda è Fiamma NP con in schiena Flor de Canela, in coda rimane UAB. 400 alla conclusione superati con leader sempre Enjoy Dream, con all'esterno Extreme Bar, alla corda è Fiamma NP, a 300 dalla conclusione non cambia nulla, dalla coda prova a muovere UAB, allunga decisamente ora la battistrada, cala invece Extreme Bar, retta d'arrivo con Enjoy Dream nettamente in vantaggio, ci prova ancora all'interno Fiamma NP, ma Extreme Bar si difende. Fiamma ci prova fino in fondo, ma Extreme Bar ha ancora qualcosa da mantenere sul traguardo. 1,14,9, ma c'è 28,4 a chiudere. Vince quindi Claudio Monte, in sediolo a Enjoy Dream, che in percorso di testa si sottrae a tutti i tentativi prima di Extreme Bar e nel finale di Fiamma NP, che corre comunque molto bene, guadagnando nel finale, ma arrivando ad un'incolatura scarsa dall'avversaria. Il successo quindi premia Enjoy Dream, Claudio Monte, che è anche l'allenatore per conto della scuderia Infinity Castadiva.